Pensi che 11 miliardi di euro sono un danno più elevato del danno della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale in Veneto e Friuli Venezia Giulia, attualizzato ad oggi. Incredibile. Ma dopo una guerra tu esci di casa e dici non c'ho più la casa, me l'hanno distrutta, la ricostruisci, sistemi le strade, sistemi i ponti, cioè parte l'economia. Dopo un disastro come questo, se c'hai ancora 1000 euro o 100 euro, li metti sotto il materasso e da lì non ti muovi più. Perché no? Cioè, quello che ti è rimasto va bene o va male, cerchi di star lì. E quindi c'è un effetto anche di depressione dopo questo disastro. Sai, è difficile darsi una spiegazione, perché quando tu hai le azioni, io ce le ho sia di Veneto Banca che di Popolare di Vicenza, e non hai avuto la possibilità di venderle, e quando tu pensi che la tua azione passa da 60 euro a 10 centesimi, ti dici, beh sì, vorrei capire però qualcosa di più. Da un lato c'è stata la mala gestione, la cattiva gestione, dall'altro comportamenti magari non tanto consoni o fraudolenti, o anche c'è stato del dolo, c'è stato di tutto, ma c'è anche una fetta di giustificazione che vorremmo capire, che pongo io la questione, che è quella di chi doveva controllare cosa ha controllato. È riuscito a capire? No, guardi, a tutt'oggi no, perché la verità è che ci sono dei controllori che dovevano controllare, magari hanno fatto anche tutti i bei controlli, ma che ce lo dicano, no? Penso a Banca d'Italia che ha la vigilanza sulle banche popolari. Io mi metto nei panni di chi ha fatto l'aumento di capitale, io non l'ho fatto nel 2014, chi lo ha fatto, che so, Veneto Banca, 39,50 euro, e dopo un anno si ritrova le azioni a 10 centesimi, cioè uno dice ma scusa, ma che film avete visto? Mi avete certificato che potevo fare l'aumento di capitale a un tot e poi mi ritrovo con zero. Certo. Io penso che i nostri risparmiatori debbano essere ristorati, penso che comunque bisogna trovare una soluzione. Penso che oggi queste banche, entrambe le banche, sono state di fatto comprate da Fondo Atlante, che è una formula diciamo quasi parapubblica della situazione, a 10 centesimi. E pongo una questione: se tu l'hai comprato a 10 centesimi, e io sono convinto che sia stato un affare, e poi i 10 centesimi ad azione diventano 10 euro o 100 euro o 50 euro, la plusvalenza, la differenza tra 50 euro e 10 centesimi, io sono convinto che deve essere dedicata a tutti quelli che hanno perso i soldi. Ovviamente dovrebbe essere così. Cioè, anche perché lo sappiamo tutti che non resteranno all'infinito a 10 centesimi, no? Certo. E ci sono poi tutta una serie di accorgimenti, cioè aiuto alle famiglie che sono rimaste senza soldi, aiuto a coloro che hanno una denuncia di redditi che non gli permette, che so, di accedere alla casa di riposo in maniera agevolata per un genitore, ma in quella denuncia di redditi, nello stato patrimoniale, c'era dentro anche le azioni che portavano sui valori, e oggi quelle azioni non valgono più niente. E insomma, guardi, c'è una tragedia unica questa partita. Noi vogliamo essere da parte dei risparmiatori. Dico che abbiamo stanziato 500.000 euro, che non sono pochi, cioè $500.000 di euro, per l'assistenza legale, per l'aiuto alle associazioni che danno assistenza ai cittadini. Perché oggi si parla anche di cause collettive, magari anche di qualche perizia che serve, altre robe, delle cause anche pilota, che so, a livello di Corte Europea o di altre. Insomma, questa è una vicenda che ha segnato definitivamente il Veneto.